Conferenza stampa stamani presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento. Il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Sciacca, il tenente colonnello Roberto Vergato, ha tenuto una conferenza stampa riguardante l'attività condotta dalla Tenenza di Ribera, che ha portato all'esecuzione di 3 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 3 persone responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. I 3 sono stati arrestati per aver gestito un fiorente spaccio di eroina, cocaina, marijuana e crack, usando come base d'appoggio la loro abitazione a Ribera. Ora c'è stata una mirata attività di indagine svolta dalla Tenenza di Ribera che si è avvalsa proprio di pedinamenti, osservazione a distanza, e poi in una determinata fase delle indagini è stata installata una telecamera a poca distanza dalla base logistica del gruppo, che era la loro abitazione, per cui sono stati filmati diversi episodi di spaccio e poi per avere conferma che il traffico fosse quello proprio di droga, a distanza c'era un servizio di carabinieri che fermava sistematicamente i clienti e quindi rintracciava la sostanza stupefacente. Il ruolo della donna era quello di fungere da vedetta per la banda. Praticamente lei monitorava il movimento in strada quando i vari assuntori entravano e uscivano dall'abitazione usata come base per lo spaccio.